Comune di San Benedetto del Tronto sin dal 2007 si è impegnato attivamente nella ricerca di strade alternative per migliorare la vivibilità e la qualità dell'area della propria città, e la Giunta nel 2007 ha approvato una delibera con il quale ha imposto l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, quindi i nuovi mezzi che il Comune ha acquistato dal 2007 ad oggi sono a basso impatto ambientale, quindi ibridi. Abbiamo acquistato 5 motorini elettrici per la Polizia Municipale e vari mezzi a GPL, a metano ed elettrici, e questo già è stato un segnale importante, perché chiaramente il pubblico, l'ente pubblico, può svolgere un ruolo fondamentale nel sensibilizzare la popolazione al miglioramento e al cambiamento delle proprie abitudini. Oltre a queste iniziative, l'amministrazione ha puntato molto anche sulle energie alternative, installando pannelli fotovoltaici sulle scuole, sulla sede comunale, e pannelli solari termici su tutti gli impianti sportivi, ottenendo un notevole risparmio e soprattutto dimostrando ai cittadini che si può fare. Quindi in questo senso molti hanno visto concretamente che è possibile produrre energia dal sole a basso costo, e quindi risparmiando e guadagnando.